Persegui sul filo dell'onda, radio nostra che accende la sonda, polpa dolce che sembra un bacio, nocciolo duro, diritto in faccia. C'è Davide che incastra le frasi, fa domande che pungono quasi, Roberto rilancia, sorride, scava sotto le frasi tranquille. E alla regia c'è Gianluigi che sorveglia i respiri e i litigi, un pulsante silenzio sospeso, un sorriso ed è fuoco acceso. Persegui, metti a nudo la politica, dolce come la polpa, critica, duro come il suo nocciolo. Persegui, che ti prende per la giacca, ti fa ridere e poi spiazza qui su Radio Nostra, eccoci. Ben ritrovati a Persegui. Ciao Gianluigi, ciao da Davide. Allora, questa sera Ciao, la sua dedizione alla tutela del territorio e alla sostenibilità nasce da un percorso accademico d'eccellenza. Laureato in scienze ambientali presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, questa solida preparazione tecnica e scientifica costituisce la base della sua attività lavorativa quotidiana presso il Comune di Venezia, dove mette le proprie competenze al servizio della pubblica amministrazione e della gestione delle complessità urbane e ambientali. Esperienze associative e ambientaliste. Accanto alla carriera professionale ricopre il ruolo di presidente dell'associazione Laguna di Caore e Bibbione. Come esponente storico dell'ambientalismo locale si impegna da anni nella salvaguardia di questi ecosistemi fragili, promuovendo un equilibrio costante tra conservazione e naturale e sviluppo del territorio. Percorso politico del passato, vento nuovo. La sua visione politica si è concretizzata nella fondazione del movimento Vento Nuovo, una realtà civica nata per portare la freschezza e rigore etico nelle istituzioni. In qualità di candidato sindaco ha guidato il movimento in una sfida elettorale che ha segnato l'inizio di un lungo impegno nel territorio. Bentornato Marco a Persegui. Marco, noi partiamo sempre con una domanda per rompere il ghiaccio. Ma oggi cosa hai mangiato? Oggi a pranzo ho mangiato gli avanzi del pranzo di ieri, perché come succede a molti pendolari che come me fanno tanta strada per andare da casa al lavoro, ci si porta la schiscetta, no? Il contenitore col cibo da casa, e anche perché penso sia importante in tutti i modi evitare lo spreco alimentare, e quindi mi sono mangiato una buona pasta asciutta che era di fatto la pasta asciutta della domenica. Benvenuto Ciao Marco. a tutti. Ciao Davide. Ciao. Io andrei direttamente al sodo, insomma. Vivi, ma direi anche viviamo in quello che potremmo definire un pochino, no, per come si è caratterizzato lo sviluppo urbanistico, un triangolo del cemento, no? Mi viene in mente Jesolo, Caorle e Bibbione. Ecco, i numeri sul consumo di suolo della nostra regione sono, oserei dire, un pochino imbarazzanti, nel senso che sono arrivati a un livello, credo, non più sostenibile. Partendo da Jesolo, che è la città un po' più densa, con oltre il 45% della fascia costiera che è sostanzialmente sigillata. E passando poi a Caorle, no, che solo nell'ultimo anno ha perso quasi più di 3,5 ettari. Ecco, Bibbione invece, che sembra la più verde, è passata negli ultimi giorni alle cronache per una vicenda di una nuova costruzione, no? E anche inserendo il tema del cavrato. Ecco, intanto io ti chiederei di spiegarci un po' cos'è il cavrato e che cosa vogliono costruire a Bibbione e un po' qual è la tua visione sul tema. Allora, il cavrato è il canale scolmatore. Il cavrato esiste dagli anni 20 del Novecento
ed è un sistema idraulico praticamente inventato dall'uomo per travasare sulla laguna di Caorle quota parte delle portate di piena del tagliamento. Quindi il Cavrato in periodo di pace, diciamo così, è un tranquillo, un piccolo canale che collega appunto che va si stacca dal tagliamento all'altezza di Cesarolo e raggiunge la palude delle Zumelle, che a loro volta è un sistema ambientale, che a sua volta è un sistema ambientale collegato al canale dei Lovi, che è una delle arterie principali della laguna di Caorle Bibbione. Quando il tagliamento raggiunge un certo livello di piena, in occasione delle piene, il Cavrato si attiva e quando è pienamente attivo, quindi quando la piena del tagliamento risulta importante, come è accaduto a novembre del 2023, il Cavrato può arrivare a portare giù qualcosa come 1200-1400 metri cubi al secondo, che è una montagna d'acqua, che si riversa appunto nella laguna di Caorle per raggiungere il mare attraverso la foce di Baseleghe, la bocca di porto di Baseleghe. Si discute da qualche tempo, soprattutto in area friulana, sul tema tagliamento c'è un dibattito aperto che va avanti da molti anni, perché appunto ancora non si è trovata una soluzione che sia in grado di, da un lato, mettere in sicurezza i paesi che vivono a ridosso del tagliamento, soprattutto nel basso corso del tagliamento dalla Tisana in giù, mettere insieme appunto sicurezza e salvaguardia di quelli che sono i caratteri unici dal punto di vista ambientale del tagliamento, in quanto, ricordiamolo, il tagliamento è forse l'ultimo fiume alpino, grande fiume alpino rimasto, con una situazione molto vicina ai caratteri di un fiume naturale, ancora un fiume libero di divagare, con un corso, nel medio corso, che è caratterizzato dai cosiddetti rami intrecciati, che è appunto una situazione ormai quasi introvabile a livello europeo. L'autorità di bacino e comunque le autorità competenti a partire dal 2000, nei vari piani di gestione del rischio alluvioni che si sono succeduti con i vari aggiornamenti, hanno previsto per il Cavrato il raddoppio della portata, cioè portare dall'attuale portata di 1200 metri cubi al secondo, 1200-1400, ai 2500 metri cubi al secondo. Questo, dal nostro punto di vista, significherebbe condannare a morte la laguna di Caorle, perché avremmo da un lato un interramento, perché ricordiamo che quando un fiume alpino è in piena, non porta giù solo acqua, ma c'è anche un trasporto solido, cioè il fiume porta a valle quantità enormi di sedimenti. Tant'è vero, se chi conosce un po' di storia del nostro territorio, i veneziani a partire dal 500 hanno lavorato in tutti i modi per allontanare i grandi fiumi alpini dalla laguna di Venezia, perché la laguna di Venezia si stava interrando, si stava trasformando in palude e poi in terraferma, con il progressivo accumulo di sedimenti portati dai fiumi. Col tagliamento succederebbe più o meno la stessa cosa. Allora, noi diciamo, quando dico noi, quindi il rischio è la laguna di Caorle, sì, per la laguna di Caorle. E quindi 1200 metri cubi al secondo sono già tanti di per sé e sono più che sufficienti. Il raddoppio sarebbe una cosa insostenibile per l'ambiente della laguna. E su questo c'è in piedi un confronto anche con gli ambientalisti del versante friulano, perché forse loro sono bravi, sono molto concentrati sulla tutela del tagliamento, e secondo me hanno un po' trascurato, forse anche perché non la conoscono bene, la laguna di Caorle, quindi la stretta connessione che c'è tra le scelte che vengono operate per il tagliamento e la conservazione della nostra piccola residua laguna. Ecco, pensi ci possa essere una visione che possa coniugare un po'
come dire, questi due punti di vista, nel senso quello elaborato in sponda friulana e quello della tutela o del mantenimento dell'attuale portata del Cavrato? Sì, sicuramente la dobbiamo trovare attraverso un confronto serrato, un confronto che sia, diciamo, libero da pregiudizi e da campanilismi, perché appunto dobbiamo ragionare senza il vincolo di confini amministrativi. Il sistema del tagliamento è un sistema ambientale che è interconnesso con un altro sistema ambientale che è quello della laguna, e quindi dobbiamo tenerli insieme e ragionare come appunto un unico sistema che dipende l'uno dall'altro. E secondo me il punto di equilibrio per trovare la giusta convivenza tra temi legati alla sicurezza e temi legati alla tutela ambientale si deve trovare per forza. Ecco, Marco, verrei un po' alla ciliegina sulla torta prima di chiudere questa parte e lasciare la parola a Roberto. E in tutta questa situazione mi sembra di aver capito che si vogliono costruire un resort lì vicino, no? Sì. È corretto? Ci spieghi un attimo Allora cosa hanno sì, intenzione di fare? a Bibione, in zona Bibione Pineda, diciamo sul fronte lagunare, lato laguna, quindi stiamo parlando della laguna di Baseleghe, vicino a pochi passi da Porto Baseleghe, laddove oggi c'è un porto turistico. Alle spalle di questo porto turistico oggi c'è un sistema di barene. Le barene sono ambienti caratteristici delle nostre lagune, ambienti di grande importanza naturalistica, sono tutelati dalle direttive europee, rientrano nei siti Natura 2000 e sono ambienti anfibi che finiscono sott'acqua ogni volta che c'è un'alta marea di luna piena o di luna nuova, in condizioni normali, naturali, diciamo, salvo poi finire sott'acqua anche quando nei momenti di mareggiata, quando ci sono le acque alte, no, cosiddette. E su questo territorio anfibio c'è chi ha avuto, diciamo, la balzana idea di progettare un resort turistico, ma anche un qualcosa di molto impattante sotto il profilo dei metri cubi, perché si parla di 2 torri di 7-8 piani di altezza, oggi si leggeva sul Gazzettino previsto un albergo con 100 camere. Poi ci si riempie la bocca quando si presentano questi progetti. Oggi tutti hanno imparato a condire, a indorare la pillola utilizzando termini che appartengono al greenwashing, no? Cioè bisogna metterci dentro la sostenibilità, bisogna metterci dentro la neutralità energetica, l'autosufficienza energetica, eccetera. Sta di fatto però che stiamo parlando dell'ennesima speculazione edilizia in un contesto di grande pregio ambientale, di grande pregio paesaggistico, dove assolutamente non dobbiamo permettere che arrivino le ruspe, che arrivino le betoniere, perché sarebbe un insulto non solo all'ambiente, ma anche alla stessa logica del turismo moderno, perché dobbiamo anche capire che difendere questi territori, quel che rimane di interessante dal punto di vista ambientale e paesaggistico del nostro territorio costiero, significa anche porre le basi per uno sviluppo di lungo periodo e quindi abbandonare una logica turistica che vede il territorio come se fosse una miniera da cui bisogna estrarre il più possibile reddito, rendita fondiaria, senza rendersi conto che facendo così stiamo danneggiando l'economia principale del nostro territorio, l'economia turistica. Cioè, è veramente una logica di cortissimo respiro, una logica miope che dobbiamo abbandonare e contrastare in tutti i modi. Comunque questo master plan, Marco, sembrerebbe quasi che coinvolga 3 comuni, Comune San Michele perché è fatto là, Comune di Caorle con la Brussa e un po' Concordia, Comune di Concordia. Ma tu non pensi che questo master plan, parte questo voto di indirizzo politico
al buio dà un senso di capacità sull'argomento, ma tu non pensi che aprire un master plan del genere mette veramente in pericolo l'Abruzzo? Perché tu sai benissimo, quando inizi poi non sai dove finisci, e l'appetito viene mangiando, e la speculazione edilizia e speculazione anche turistica, perché tu sai benissimo che il turismo, noi abbiamo a Caole abbiamo 4 milioni e mezzo di turisti, San Michele se non sbaglio sui 5 milioni e rotti, Jesolo di più. Sai che siamo un po' saturi, soprattutto Caole, perché siamo un isolotto, siamo saturi come massa. Ci serve un turismo di qualità, un turismo alternativo, e i paesi del nord chiedono un turismo ambientale, un turismo che faccia star bene le persone. Tu non pensi che veramente sia un pericolo per l'Abruzzo, come dicevi tu prima, un turismo alternativo? E soprattutto, cos'è che può bloccare questi appetiti? Un parco lagunare o un parco fluviale non può frenare questi appetiti? Allora, il pericolo c'è ed è concreto. Valle Vecchia è chiaro che fa gola, cioè abbiamo un litorale il litorale di Valle Vecchia è lungo 5 km, 5 km di spiaggia tuttora priva di qualsiasi tipo di urbanizzazione, priva di qualsiasi tipo di infrastruttura turistica. E è chiaro che Fagola è una miniera d'oro da un certo punto di vista, per un certo tipo di modo di intendere lo sviluppo del turismo, lo sviluppo del territorio. E qualcuno lo vede come uno spreco, no? Perché lasciare lì in condizioni naturali tutto quel ben di Dio? E un po' come succede quando Valle Vecchia è un'isola, no? Ci hanno provato in passato a far sbarcare, diciamo, l'esercito dello sviluppo del cemento, arrivando appunto in pompa magna con grandi progetti, eccetera. Ricordo solo nel 2014 c'era il PAT del comune di Caole che prevedeva l'edificazione di un villaggio turistico da 7.500 posti letto appena al di qua del ponte di Valle Vecchia, e chiaramente una struttura ricettiva che era fatta in funzione della spiaggia di Valle Vecchia, non in funzione della campagna di bonifica di Brussa, ovviamente. E siamo riusciti anche lì con battaglie e con l'intervento di tutti i mezzi che potevamo a bloccare questa previsione, però periodicamente ritornano, ci riprovano, aspettando magari il momento propizio, quando magari è più la distrazione generale o l'interesse delle persone va calando, e qualcuno magari ne approfitta per infilare, come sta succedendo a San Michele Bibione, per infilare nelle pieghe degli ordini del giorno del Consiglio Comunale queste cose. Però non passa, per fortuna a Bibione non è passata inosservata, e adesso si è attivato un movimento di opinione, una battaglia anche lì, un fronte che va combattuto. Se non sbaglio c'è una raccolta di firme anche. C'è una raccolta di firme, certo, promossa da un comitato di proprietari di Bibione Pineta. C'è in programma il tentativo di mettere insieme, di coordinare tra loro i tanti soggetti che si stanno muovendo. Sabato 11 aprile Legambiente promuove a Bibione un incontro tra tutti i soggetti interessati a contrastare da un lato questo master plan sciagurato, e dall'altro per rimettere in campo e ridar vita, ridar forza alla proposta di istituzione del Parco della Laguna. Perché, Roberto, tu mi chiedevi, ma esiste un modo per mettere in atto una protezione attiva di questo territorio e metterlo a riparo, se non
per sempre, ma comunque in maniera robusta rispetto a queste minacce. Sì, secondo me esiste un sistema, e questo sistema si chiama Parco della Laguna. Istituire un parco in tutte le aree umide che rimangono e che sopravvivono del Veneto orientale, quindi da Falconera fino alla foce del Tagliamento, prendendo dentro i canali lagunari, le valli da pesca, un parco quindi che avrebbe una superficie importante, parliamo di circa 10.000 ettari, un parco che dovrebbe essere, come succede per tutti i parchi, da un lato strumento di tutela del territorio, di conservazione della natura, con il personale dedicato, con tecnici specializzati che sono in grado di intervenire, hanno le competenze per intervenire, e dall'altro anche un parco che offre un modello alternativo di sviluppo al territorio, sviluppo anche turistico, come succede nei parchi, cioè non un turismo di massa, ma un turismo che è guidato e incanalato con dei numeri che non devono essere eccessivi rispetto alla capacità di carico dei vari sistemi ecologici interessati, e comunque un parco che sia in grado anche di essere aperto alle visite e alla fruizione turistica, culturale, didattica. Il parco Marco, io ti ho darebbe anche, ascoltato. Marco, io ti ho darebbe ascoltato. anche un lavoro di qualità, non solo un lavoro povero, perché comunque per la tutela dell'ambiente, per le ricerche scientifiche, serve persone qualificate. Quindi Certo, il parco è anche un'opportunità occupazionale per, come dici tu Roberto, per giovani laureati, per persone che hanno anche un bagaglio culturale specialistico in grado appunto di occuparsi di quelle che sono le problematiche di un territorio complesso come quello nostro, dove comunque bisogna trovare anche qui il giusto compromesso tra attività dell'uomo, attività attuali moderne, attività tradizionali come può essere la pesca, che è tradizionale, che comunque secondo me trarrebbe beneficio dall'istituzione di un parco, e emergenze culturali uniche nel contesto delle coste mediterranee, come sono i casoni dei pescatori, i casoni lagunari edificati con materiali naturali che si trovano offerti dall'ecosistema. E in più appunto le attività, insomma abbiamo 2 poli turistici di grande importanza come Bibbione e Caorle, che è chiaro che oggi se la laguna non viene adeguatamente protetta tendono a invadere il campo, vuoi per la nautica, vuoi perché c'è la pressione a urbanizzare territori ancora intonsi. Vedi quel che è successo a Porto Falconera, lato Caorle, con l'edificazione di quell'obbrobrio che è quel chiosco, pizzeria appollaiato, abbarbicato sull'argine, che da cui gli utenti, i clienti di quel posto godono di una bellissima vista verso Valle Vecchia, verso il canale la parte terminale del Nicesolo, verso la bocca di Falconera, ma chi sta fuori e chi magari passa in barca vede come un pugno su un occhio un parallelepipedo di cemento laddove prima c'era un argine con degli alberi dietro. E lo stesso impatto moltiplicato per 10% si avrebbe sul lato opposto, lato Baseleghe, se dovessero mai venire edificate quelle torri di questo sciagurato master plan. Marco, io credo che possiamo essere un po' tutti d'accordo con quello che hai espresso te, no? Con questo tipo di ragionamento, no? Sul cercare di evitare il greenwashing, cercare di rispettare quegli ambienti, quei pochi purtroppo ambienti naturali che ormai ci rimangono. Ma secondo te, dal tuo punto di vista, qual è, come dire, il clima politico nel quale ci muoviamo? Nel senso che ci troviamo spesso, insomma, anche in altre occasioni in cui abbiamo parlato d'accordo, no, su questi punti di vista, però forse manca un po', come dire,
l'humus sociale e culturale per poi, come dire, mettere in piedi una visione un po' più organica che punti verso un mantenimento delle aree naturali che abbiamo e una tutela di quel poco che c'è, che è rimasto, rispetto alla costruzione, alla cementificazione, alla creazione di lavoro precario, come ricordava anche prima Roberto. Secondo te qual è quello step che ci manca per iniziare a, come dire, mettere in piedi questo tipo di visione organica, no, da un punto di vista politico? Bella domanda. Allora, io, insomma, per l'esperienza che ho visto che quando da un lato i cittadini, le persone, anche magari ehm, che hanno una visione, una sensibilità culturale, politica, magari lontano rispetto a quella dei cosiddetti ambientalisti, però quando queste persone si rendono conto che il proprio territorio, il territorio verso il quale loro sentono un legame affettivo, un'appartenenza. Quando questo territorio rischia di venire stravolto al punto da trovarsi stranieri in casa propria, c'è il cosiddetto effetto spaesamento, no? I sociologi del territorio hanno studiato il disagio e il malessere che viene provocato sulle comunità locali quando vengono calati dall'alto progetti che stravolgono, che deturpano e cambiano i connotati in maniera radicale di un certo territorio. Queste persone subiscono un disagio psicologico perché avvertono un senso di spaesamento in casa propria, cioè si sentono persi, vengono a mancare i punti di riferimento. Allora, quando le persone si rendono conto di questo, l'abbiamo visto con la battaglia sul Palalvo che abbiamo combattuto tra il 2000 e il 2003 a Caorle, c'è stata una mobilitazione che è partita da un gruppetto di 7-8 persone, ma alla fine si è mobilitato un paese intero. Avevamo il Monsignore in testa alla fiaccolata fatta a Caorle col sindaco, insomma, e con più di 1500 persone, che era per un paesetto come Caorle è una cosa non si era mai vista. E perché tutti si sono sentiti appunto in dovere di difendere il proprio territorio da quelle che erano delle minacce calate dall'alto, e delle minacce che non avrebbero portato beneficio all'economia, alla vita della comunità. E se noi siamo da un lato questi mega progetti che si ritornano alla ribalta, in tempi recenti abbiamo visto a Bibbione, se noi siamo in grado di mobilitare di nuovo le coscienze e le sensibilità delle persone per contrastare queste cose che arrivano e fanno solo del male al nostro territorio e non portano nessun beneficio, e dall'altro cogliamo l'occasione per dire: ragazzi, dobbiamo fare un salto di qualità, dobbiamo trovare il modo per arginare in maniera definitiva queste cose, e dall'altro percorrere il sentiero virtuoso appunto della tutela ambientale, come è successo in altri territori. Penso che allora si possa far diventare, far trovare una maggioranza a quello che oggi è un pensiero minoritario. E quindi anche le forze politiche che hanno, come dire, nel proprio DNA la sensibilità giusta per percorrere questo sentiero, che certo è un sentiero stretto, magari all'inizio non porta grandi consensi, però secondo me ci vuole coraggio e lungimiranza, e i risultati poi si raccolgono. Sì, la mia domanda è un po' anche un mio pensiero.
Prendiamo Caorle. Caorle ha un isolotto, un borgo di pescatori, la pesca una volta era ancestrale, piccola pesca con i casoni e via di seguito. Il trasporto una volta era fluviale, come in tanti piccoli borghi anche di altri paesi. Perché non coniugare tradizione e futuro? E abbiamo le possibilità adesso, anche perché tu mi insegni che le coste si stanno un po' si stanno risucchiando le coste, abbiamo dei problemi e nel lungo termine abbiamo delle problematiche con l'innalzamento dell'acqua, del mare, e in molte zone verranno anche sommerse. Ma perché anche turisticamente non riscoprire le tradizioni e con le tecnologie di oggi, con anche le comunità energetiche, dare un turismo di qualità, e anziché insistere su un turismo che non porta futuro? Come mai non si riesce a... Allora, Roberto, tu hai toccato il tema dei cambiamenti climatici. Cioè, il futuro che ci attende non è un futuro così lontano come magari qualcuno può pensare, ma è un futuro che è già iniziato, è un futuro che ci pone davanti la sfida dei cambiamenti climatici, che nel nostro caso, noi che viviamo sulla costa e viviamo su un territorio costiero che è sotto il livello del mare, perché sappiamo tutti, no? Il territorio veneto orientale, dalla Triestina in giù, è un territorio a scolo meccanico, il territorio della bonifica, che fino agli inizi del Novecento era in buona parte occupato da lagune, da zone paludose, e quindi avere un mare che cresce, io lavorando al centro mare abbiamo, diciamo, sempre sott'occhio la situazione anno dopo anno, riscontriamo che è lenta ma inesorabile, c'è questa dinamica di aumento del livello marino, e anzi non è così lenta come potremmo pensare, anzi si sta accelerando rispetto a quella, perché l'aumento del livello marino l'abbiamo osservato per tutto il Novecento. La novità è che a partire dagli anni 80-90 questo aumento sta subendo un'accelerazione. Per cui nel giro di 40 anni, da qui al 2070, noi dobbiamo già metterci nella prospettiva di un mare che sarà più alto di 30-40 centimetri rispetto a quello attuale, il medio mare, e questo è un'enormità, vuol dire che le spiagge come la costa, i litorali come li conosciamo oggi non saranno più così, e anche di conseguenza tutto quello che è collegato al mare, quindi i fiumi e i canali di bonifica, devono misurarsi. Tutto il sistema della bonifica andrà ripensato, perché è stato progettato per un mare che aveva un livello, il livello di inizio Novecento, che già era 34-35 centimetri più basso dell'attuale. Aggiungiamo altri 40 centimetri, saltano tutti, diciamo, i parametri su cui sono state progettati il sistema di drenaggio di scolo meccanico della nostra bonifica. Questo è uno scenario che per certi aspetti può sembrare apocalittico, no? Sembra che stia il nostro piccolo mondo, è la fine del nostro piccolo mondo su scala locale, poi su scala mondiale tutti i territori costieri avranno problemi. Allora io vedo questo cambiamento che ci aspetta, lo vedo come anche un'opportunità io mi immagino che grazie all'aumento del livello del mare potremmo imboccare la strada per un territorio più blu e più verde, nel senso un territorio con più acqua e con meno cemento di quanto abbiamo visto in questi anni. Quindi il cambiamento climatico, se da un lato, può essere affrontato in due modi, secondo me. C'è chi pensa che occorra difendere in tutti i modi lo status quo, quindi che occorre alzare argini, occorre alzare difese costiere, occorre inseguire appunto un obiettivo di difesa strenua dell'esistente. Io credo che questo
dal punto di vista tecnico, economico e anche dal punto di vista dell'opportunità non sia la strada migliore. Dal punto di vista tecnico e economico non penso che avremo le risorse per difendere centinaia di chilometri, se non migliaia di chilometri di costa, perché l'Italia, sappiamo, è circondata dai mari, e dovremmo a un certo punto decidere come assecondare questo aumento del livello del mare e quindi operare una transizione del territorio verso uno scenario, un assetto diverso da quello attuale. A Venezia c'è il Mose, a Venezia troveranno sempre il sistema per difenderla, ma i territori costieri, le città costiere che non sono Venezia e che oggi sono esposte ad un mare che si alza, non avranno sempre risorse economiche sufficienti a livello regionale, a livello statale, per erigere muri di difesa contro il mare. Quindi dovremmo decidere cosa salvare e cosa invece gradualmente abbandonare per trasformare. E per me sarà inevitabile il ritorno di territori lagunari, un incremento dei territori lagunari. E qui dovremmo rimettere a frutto la cultura anfibia che per secoli, che per millenni ha in qualche modo caratterizzato le comunità che hanno vissuto in questi territori. A Caorle ancora si conserva la cultura, dicevo, dei casoni, la cultura della pesca tradizionale, la cultura legata all'allevamento ittico secondo le tecniche della vallicoltura estensiva, che è una tradizione tipica, caratteristica delle lagune altoadriatiche. Tutti questi elementi andranno riscoperti, andranno reinterpretati in chiave moderna per assecondare una trasformazione, una transizione che sarà inevitabile dal mio punto di vista. Quindi da una disgrazia, appunto uno scenario apocalittico, dobbiamo avere anche la creatività per cogliere un'opportunità, anche per immaginare un ritorno della natura su territori fortemente antropizzati come sono i territori di bonifica attuali, e anche in questo ricreando nuovi ambienti, rigenerando le antiche lagune, creare nuove opportunità anche qui per un turismo che ricerca quel tipo di ambienti naturali e anche per attività produttive magari incentrate laddove oggi non è più economico coltivare barbabietole, mais, soia. Domani si può riscoprire che si può ed è sostenibile dal punto di vista economico ritornare all'allevamento del pesce in territori costieri con acque salmastre. Marco, credo che ci hai dato tanti spunti, anche, come dire, futuri, e adesso purtroppo non abbiamo il tempo di approfondirli, però io ti inviterei, insomma, siccome mi hai fatto proprio immaginare questi scenari futuri e hai creato una curiosità, io adesso avrei 1000 domande da farti su questa cosa qua e anche su un altro argomento importantissimo che hai tirato fuori, quello di Venezia. E ti inviterei, insomma, a tornare per provare ad approfondire anche un pochino questi profili che appunto oggi abbiamo solo toccato. Credo che appunto siano state dette cose molto importanti, partendo dalla difesa dell'interesse dei cittadini, che è un po' lo spunto che ci hai dato e che credo che abbiamo colto oggi, nel senso che ci hai fatto diversi esempi in cui le battaglie ambientali sono state portate avanti da un numero di cittadini importante che vedevano minacciato, come dire, quello che è un proprio diritto, un proprio anche punto di riferimento, no? Come ricordavi prima. Quindi io ti ringrazio Roberto, grazie per essere stati con noi e ci vediamo la settimana prossima. Grazie a voi. Grazie. Buona serata, ciao. Ciao. Persegui sul filo dell'onda, radio nostra che accende la sonda, polpa dolce che sembra un bacio, nocciolo duro diritto in faccia. C'è Davide che incastra le frasi, fa domande che pungono quasi, Roberto rilancia, sorride,
scava sotto le frasi tranquille. E alla regia c'è Gianluigi che sorveglia i respiri e i litigi. Un pulsante silenzio sospeso, un sorriso ed è fuoco acceso. Persegui, mette a nudo la politica, dolce come la polpa, critica duro come il suo nocciolo. Persegui, che ti prende per la giacca, ti fa ridere e poi spiazza qui su Radio Nostra. Eccoci. Entrano i grandi discorsi, tra promesse e numeri corsi, ma nel piatto restano i fatti e le frasi che scappano a tratti. Come mai che non molla la presa? Chi ci guadagna? Domanda sospesa. Ogni ospite sente il calore di una pesca matura al sapore. Persegui, mette a nudo la politica, dolce duro come il suo nocciolo. Persegui, se ti siedi alla sua tavola non c'è scusa che si salva qui su Radio Nostra. Eccoci. Tra una risata e un imbarazzo scivola via ogni velo di ghiaccio. E se una frase rimane strozzata, Persegui torna, la serve tagliata. Persegui, mette a nudo la politica, dolce come la polpa, critica duro come il suo nocciolo. Persegui, una fetta di verità che ti resta in gola e sa di Radio Nostra. Eccoci qua.